possibile fare una domanda al relatore? Prego. È possibile fare una domanda al relatore? Allora, per le domande ci sarebbe la sessione pomeridiana se volete, ma va bene se vuol farlo adesso, prego. Sì, ok. Spero mi sentiate, credo di sì. Beh, se vuole avvicinarsi... No, vabbè. Io sono laureato in diritto internazionale, quindi mi occupo della parte non essenzialmente storico-storiografica, ma più che altro della parte giuridica. E c'è questa insistenza a definire, anche prima il professor Brunetta, chiedo scusa, definiva la retrocessione come un atto di cessione del Veneto all'Italia. Anche lei, il professor Rossi, ha appena delineato questo passaggio. In realtà non c'è nessun documento firmato da Jean Deleuve, perché non era un plenipotenziario. E in quel giorno, il giorno 19 ottobre, quando la Francia riceve il Veneto dall'Austria e lo deve cedere, in quel giorno, la famosa cessione del 19 ottobre, giorni prima del plebiscito, non lo cede in realtà all'Italia, lo cede ai famosi tre notabili che lei ha definito prima. Questi tre notabili non li ha scelti la Francia, non li ha scelti l'Italia, li doveva scegliere la Francia. E la formula del plebiscito, la formula della cessione, fatta in quel momento, è retrocediamo, questo dice il Mondeboeuf, in francese, ma in italiano diventa a nome di Sua Maestà l'imperatore dei francesi, retrocediamo la Venezia, cioè il territorio veneto in senso lato, a se stessa. Questo è il passaggio giuridico. E quindi Don Deleuve è solo un commissario che il governo italiano pone a Venezia, ma non è un ricevente, il gestionario dal punto di vista giuridico, non riceve il Veneto nelle sue mani. Questi tre rappresentanti, che lei giustamente ha nominato, Michel, Greta e Michel, sono in realtà quella che i francesi e gli austriaci chiamavano la Commissione Veneta, perché il plebiscito doveva essere indetto, essendo previsto da un trattato internazionale, doveva essere indetto da un decreto imperiale francese. Questo era l'accordo da Francesco Giuseppe e il governo francese, cioè tra i due detentori della sovranità veneta nel 66, prima che ci fosse il plebiscito, eccetera. Tant'è che, e qui c'è anche la foto nel piccolo, c'è anche la foto del 4 novembre, perché il Veneto non entra in Italia il 19 ottobre, non entra in Italia il 21-22 ottobre, con il plebiscito, il Veneto entra in Italia il 4 di novembre, quando con in mano i risultati della Corte d'Appello di Venezia, del plebiscito proclamato il 27 di ottobre, quindi pochi giorni dopo il plebiscito, i tre rappresentanti internazionali del Veneto, perché di questo si tratta, consegnano il Veneto nelle mani di Vittorio Emanuele, oltretutto non a Firenze, che era la capitale italiana del 65, ma a Torino. Difatti c'è il famoso reso decreto di annessione del Veneto all'Italia, numero 3300, che dice appunto le province della Venezia entrano in Italia 4 novembre. La mia è in realtà una domanda. Anzitutto non possiamo definire il plebiscito veneto come un plebiscito di quelli austriaci, octroyer in francese significa concesso del potere, diciamo. Non è un plebiscito austriaco come quello sull'ex Regno di Napoli o come quello fatto nel Granducato di Toscana, dove in realtà era proprio il Regno di Sardegna a voler dimostrare all'opinione pubblica che i toscani volevano entrare nel Regno di Sardegna. Questo plebiscito non è stato voluto dall'Italia, è stato subito dall'Italia. Ricaso infatti scrive: ma perché interrogare i veneti? Si sa che vogliono entrare. E invece dal punto di vista internazionale, poiché l'Italia aveva perso tutto quello che poteva perdere, sia a Custoza e anche a Lissa aveva perso veramente tutto, anche la faccia, dove si è preso la Marmora, dice che non abbiamo più prestigio, evidentemente lo dice lui. E evidentemente quando l'Italia si trova a subire di dover fare un plebiscito, si trova a subire, e questo lo dice Don Deleuve, il rischio che il Veneto aspiri all'autonomia o addirittura alla Repubblica. Queste sono parole del diario Don Deleuve, giustamente lei conoscerà la cessione del Veneto. Lo pensavano anche i francesi, la liberatrice Eugenia propone agli austriaci di rifare la Repubblica di Venezia in funzione anti-italiana. È una delle proposte anche questa. Ma la cosa interessante è che dal 19 ottobre al 4 novembre il Veneto non è più austriaco,
non è più francese e non è ancora italiano. La mia domanda è: che cos'è allora? Scusi, Chiedo scusa, sono il dottor Alessandro Mostellini, sono laureato in diritto internazionale a Bologna, mi sono laureato in lingue a Venezia, ma mi occupo per l'interesse personale proprio di diritto internazionale pubblico e essendo veneto evidentemente. Ho letto quello che lei ha scritto su internet, lei ha scritto qualcosa. Sì, ho scritto degli articoli, anche se vuole, anzi vorrei dopo una dispensina diciamo sulle questa prospettiva giuridica che sento manca. Per esempio, molte volte vengono citati i benefici. Beggiato fa lo stesso errore, ritiene che il Veneto sia stato consegnato all'Italia 2 giorni prima del plebiscito, ma in realtà non è vero neanche questo, il Veneto è consegnato a se stesso. Il problema è che i rappresentanti dei Veneti sono stati scelti in realtà con delle minacce, questo è un po' il problema. Succede che i 20 francesi volevano prendere una ventina di persone e evidentemente, viste queste persone, il commissario italiano dice facciamo sapere a costoro che sono richiesti, non accettati, e poi vengono proposti Michele delle Michele. Ma la mia domanda resta diciamo giuridica: questo diaframma temporale per i 16 giorni cosa fa il tempo? grazie a lei, io lascio la parola. Sì, se vuole. Va bene, giustamente si tratterebbe di un argomento di lingua giuridica che forse meriterebbe una valutazione da parte di giuristi e di storici. Non ho nessuna intenzione di dedicarmi a interpretazioni giuridiche, ma mi sembra dal punto di vista storico la sua obiezione più fondata giuridicamente si conta abbastanza poco, se mi consente, perché l'obbligo che si aspetta il 4 novembre, la Corte d'Appello, noi dovrei per primo qualsiasi tipo di elezione, anche oggi, è sottoposto a un doppio esame. Prima c'è lo scrutatore che vede fisicamente come è andata, poi tutto passa alla Corte d'Appello che ratifica o meno, teoricamente quindi. Mi sembra abbastanza logico, però che io sono ma siccome non parliamo tra lei e me, ovviamente saremo messi in un campo, parliamo pubblicamente, quindi da spiegare ai presenti con tutto, ecco, in questo senso, quindi il salto dal 21 e 2 ottobre al 4 novembre è perfettamente giustificato. Cos'è? Ha risposto anche a qui lei, giustamente, come tu dici, non è niente. Da questo storico il fatto è che Napoleone III doveva farsi perdonare di questa faccia di vita franca, quindi era disposto a passare sopra e quindi a far passare sopra le MEF, il quale sì ha delle riserve, cereali come le scrive, poi le fa passare sopra, perché doveva farsi perdonare quella faccenda. Francesco Giuseppe è impegnato con i prussiani, lo dimentichiamo nel 67, cioè l'anno dopo, e con molta fatica è costretto a far diventare l'impero Austria-Ungheria. Lui, l'erede di casa Asburgo, quindi aveva impegnato i problemi che non occuparsi del Veneto, quindi tutti sono d'accordo che resti niente in attesa che avvenga questa formalizzazione. Il 4 novembre è passato all'Italia. Sui nomi poi dei singoli evidentemente ha ragione, ma personaggi come De Betta, per esempio, sospettati. De Betta è uno di quelli che va a portare al re Vittorio Emanuele il risultato del referendum. È chiaro che quanto rappresentante dei Veneti, in quanto rappresentante internazionale dei Veneti. Questo vuol dire che il suo desiderio, a parte i suoi personali desideri nel merito di cui non entro, evidentemente, sono fatti puramente formali. La realtà, la politica, poi diventa storia, ma la politica è fatta di rapporti di forza. In quel momento la proletazia Francesco Giuseppe non possono fare altro che dire così. Se lei si chiede giuridicamente in quel momento cos'è, risposta non lo so, e lo dico molto francamente e tranquillamente, qui non c'è nulla da sapere, nel senso che i rapporti in politica sono rapporti di forza. Quindi la Cina in base al Tibet ha fatto bene perché nessuno si lamenta. Difatti sono 50 anni che è là e nessuno pensa di mandarla via. Giuridicamente è chiaro che il Tibet è stato invaso, non c'è nessun dubbio, però il diritto in questo caso, mi spiace perché io sarei per la difesa del diritto, ma non vale perché nessuno ci manda lei.
prega lei, la signora Pinotti, di mandare l'esercito italiano a liberare il Tibet. Si provi, lei faccia la istanza, non è a vedere. Quindi lei conferma che dal punto di vista giuridico... Certo, non c'è dubbio, sono certissimo. Però al trattato se bisogno non mi porta nulla. Grazie.